Allora, eccoci qua, il tempo scappa, sono le 22:15, abbiamo ancora un sacco di cose da dire e anche da farvi vedere. Iniziamo subito, intanto, con sentire la voce dei cittadini di Conetta e di Bagnoli, San Siro. Li abbiamo incontrati e allora sentiamo quali sono le loro preoccupazioni. Questi primi due sono di Conetta. Ovviamente sicurezza all'interno della base non ce n'è. E per quanto riguarda i controlli della gente che entra ed esce, sicuramente anche lì non ci sono controlli. Sta il fatto che loro arrivano tranquillamente tutte le ore del giorno anche a controlli e nessuno riesce a controllare cosa possono portare all'interno dei trolley. Questo è un punto troppo interrogativo per quanto riguarda la sicurezza di noi cittadini, perché onestamente sicurezza non ce ne sentiamo di averne. Quando arrivano da soli, ne arrivano anche a gruppetti di 2 o 3, arrivano da soli e perciò questi non sono inviati tranquillamente dalla prefettura, scusi. E oltretutto vengono a qualsiasi ora del giorno, della notte, arrivano anche alle ore della notte. Beh, io spero e mi auguro da parte di tutta la cittadinanza del paese e del comune di per sé che questo a tempo indeterminato, per carità, vada a sminuire il numero di persone che ci sono nel campo, anche perché sono su delle condizioni che a livello umanitario non è da tenere in piedi. E poi anche oltretutto perché indipendentemente dal paese che ha 190 abitanti, indipendentemente dal comune di per sé che ha solamente 33.000 anime, 1.500 persone mi sembrano un po' troppe, insomma. La responsabilità di tutto questo a livello governativo, perché noi altri, la prima volta che abbiamo incontrato allora l'ex Secutaia aveva messo le prime 50 persone, sembrava che già all'epoca dovessero diminuire graduatamente, invece ci ha riempito fino al collo. Quindi io credo che le decisioni sono solo ed esclusivamente dall'alto, non c'è nessuna maniera da parte di qualsiasi altra autorità che possa decidere queste cose. Succede che anche da noi arrivano delle persone che sembrano non avere diritto e poi tra l'altro non ci sono controlli di nessun tipo. All'inizio c'era stata garantita la sorveglianza H24, poi invece la situazione si è un po' cambiata e adesso abbiamo veramente il nulla. Si tratta comunque di giovani ragazzi, anche loro hanno le loro esigenze, non possono rimanere all'interno di una struttura appunto di concentramento, però è altrettanto vero che la nostra libertà tra virgolette è limitata proprio perché non ci sono controlli adeguati. Adesso mi dispiace, ma deve essere pazzo quello che viene a prendersi, comprarsi una casa dove ci sono 2.000-2.500, perché io non ci credo neanche che le basi vengano svuotate, perché è da un anno che sentiamo tutte queste promesse dal governo, sono andati da Alfano ha promesso. Io di queste cose qui proprio non ci credo più. Io vorrei vedere dei fatti prima e dopo, magari posso anche dire ok, scusa signori, avete avuto ragione voi. Allora, sicurezza all'interno della base, nella gestione dei profughi che entrano e che entrano, maggiori controlli, maggiore presenza delle forze di polizia e soprattutto anche che il Ministero rispetti gli impegni, no? Allora, Paglia. Ma noi questo vediamo, la sicurezza è un problema dentro, certamente, perché poi paradossalmente, o meglio, per nulla paradossalmente, anche le persone che vivono all'interno del campo, poi una delle esigenze che sentono e che reclamano è esattamente quella della sicurezza, perché poi i primi, diciamo, ad avere eventuali problemi, c'è una concentrazione di 1.500 persone senza relazioni profonde fra di loro, perché insomma, appunto, parliamo tutte di persone che non si conoscono, che si conoscono lì, cioè è chiaro che sei in una situazione problematica. Fuori, a me, adesso voglio dire, non risulta che ci siano, diciamo, stati allarmi particolari, dopodiché episodi certamente. Però è chiaro che anche qui si parlava anche prima di quelli che devono essere, diciamo, i 3 per 1000. Io non penso che tutti i comuni siano uguali, ovviamente. Non si può nemmeno fare una cosa matematica per cui dici qualsiasi comune 3, tendenzialmente sì, però accoglienza diffusa vuol dire accoglienza diffusa anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio. Non vuol dire che Cona sia un territorio che non può accogliere nessuno. Il comune di Cona potrebbe sicuramente accogliere alcuni, diciamo, richiedenti asilo, come potrebbero farlo i comuni
limitrofi. Secondo me, per esempio, una grande città metropolitana può accogliere di più in proporzione, insomma, di un piccolo centro, evidentemente, perché non c'è l'impatto. I due migranti ogni 1000 abitanti per le città metropolitane è una scelta dettata dal fatto, dicono, di non voler creare grossi... Sì, ma però la politica a un certo punto non può arrendersi davanti a una questione epocale come quella dell'immigrazione. Noi non possiamo fare la politica del marketing, cioè non è che possiamo dire a Milano deve essere 2 su 1000 invece che 3 su 1000, perché altrimenti poi quando si legge il titolo che sono arrivati 10.000 la gente si spaventa. Cioè non può essere quello, si deve calcolare quelle che sono le capacità effettive di assorbimento da parte di un territorio. A me, dalle mie parti, sono emiliano, fa sempre ridere quando sento il sindaco di Rimini che davanti a 350 richiedenti asilo soggiornanti nel suo territorio lancia allarmi dicendo non si può pensare che il comune di Rimini riesca a sopportare un tale carico. Il comune di Rimini è un comune che d'estate, diciamo, sopporta un carico di alcune milioni di persone, no? Che arrivano a soggiornare da fuori. Quindi ci deve fare molta attenzione. È chiaro che davanti al fatto che uno dice un comune in cui abitano 3.000 persone può sopportare un carico di questo tipo così, cioè senza percorsi di integrazione, perché poi con i dovuti percorsi di integrazione si può sopportare qualunque carico. Certo, ma qui esiste una scuola per creare i corsi di integrazione, perché io ho l'impressione che siamo tutte cose improvvisate. Ne esistono quanti si vuole di scuole, cioè sono per le persone che studiano da mediatori, da formatori, ma ufficialmente sono anche sempre collegati, perché anche persino nel bando di una situazione come quella di Cona, il bando che fa la prefettura dice mi devi garantire a X persone in un rapporto di 1 a 25 che poi devono avere determinate. Però è sempre una questione teorica, no? Infatti, ad esempio, i corsi di italiano, con il fatto che le persone continuano ad arrivare e a ruotare all'interno del centro, alla fine ma poi chi resta sempre lì perché non riescono ad andare i corsi a di italiano, procedere per dire che ci vuole pragmatismo, cioè 10 persone in un'aula con un insegnante di italiano possono imparare un po' alla volta la lingua. 1000 persone, forse anche con 100 insegnanti di italiano dentro un tendone, in piedi, anche se la proporzione fra numero dei docenti è ufficialmente uguale, e poi ovviamente non impareranno mai nulla, ovviamente, perché non hanno le condizioni ambientali minime per potersi né integrare né imparare alcunché. Allora, ripeto, è o non è? Questa è la domanda che tutte le forze politiche dovrebbero farsi insieme, cioè perché è o non è interesse di tutti che, ripeto, davanti ad un fenomeno epocale che non piace a nessuno sotto certi aspetti, ma che esiste, non piace a nessuno, non piace neanche a me, perché io sono assolutamente convinto che le persone abbiano il diritto di decidere dove vivere la propria vita, ma avrebbero anche il diritto di decidere di viverla a casa propria. Mentre qui tu sei in una situazione in cui il punto di partenza è che ci sono milioni di persone che non sono nelle condizioni di vivere una vita degna dove sono nate, per responsabilità, diciamo, diffuse anche qui, che hanno a che fare con l'economia globale, diciamo. Quando però ti trovi in una condizione del genere, tutti noi dovremmo dire la gestiamo nel migliore dei modi possibili, cioè non giochiamo sull'allarmismo, non giochiamo sulla paura, non mettiamo un comune contro l'altro, non mettiamo quelle situazioni in cui, cioè, un sindaco non può presentarsi ai propri elettori in campagna elettorale dicendo se io divento sindaco garantisco che nel mio comune non arriverà nemmeno un richiedente asilo. Non si può, cioè una politica fatta così determina Cona, arrivi a Cona. Ecco, però d'altra parte un prefetto davanti a sindaci che si comportano così non può dire alzo le mani. Quindi, avete ragione voi. Sentiamo Roncolato. Allora. Quindi te mi riassumi che in un fenomeno che è stato quello dell'immigrazione, quindi diciamo in parole povere è arrivato un meteorite all'interno del nostro territorio e chiamato no, non è arrivato un meteorite, flusso migratorio consistente, chiamalo come vuoi, sì. E quindi abbiamo in questo momento da qualche anno un governo che non è stato in grado di gestire il fenomeno. No, io ti dico che c'è una classe politica che ha gestito molto male un fenomeno, perché al governo ci sono stati più o meno tutti negli ultimi anni. Scusami, io sto parlando ultimamente, negli ultimi anni, che è aumentato questo fenomeno. Io vedo che il governo
questo governo, che quello precedente hanno sempre la stessa cosa, hanno cambiato il Presidente del Consiglio. Il governo ha sbagliato una cosa. Di gestire il fenomeno. Il governo doveva dire ai sindaci: avete un obbligo di accoglienza. Ma in linea di massima è questa la proposta di puoi obbligare come? Puoi obbligare e come? Puoi e devi. Non le persone, le istituzioni, non le persone. Sì, ma tu così obblighi anche i cittadini a convivere con questo fenomeno. È perché i cittadini non devono convivere con questo fenomeno, li devi raccontare che è un fenomeno che non esiste ai cittadini. Vogliamo domandare ai cittadini se veramente vogliono questo fenomeno? No, tu non li devi domandare se lo vogliono, li devi spiegare che c'è e decidere insieme come gestirlo. Questo fa la politica, non domanda, cioè cosa domandi? Ok, allora, e dopo che ti hanno detto no, non sono d'accordo, non mi piace il fenomeno. Facciamo finire un referendum per chiedere ai cittadini italiani cosa ne pensano di questo fenomeno e come lo vogliono gestire. E dopo obblighi i comuni, una volta che il popolo, che è sovrano, si è espresso. Dopo che loro ti avessero risposto che il fenomeno non gli piace. Il professore all'inizio ha detto che in alcuni casi degli attentati in Francia e quant'altro e in Germania ma anche in Francia. Il primo attentato del Bataclan allo stadio era un terrorista che veniva da Lampedusa, ok? E appunto manca il controllo di queste persone qui. Allora io qui ho il sindacato di polizia che vive tutti i giorni a contatto con i propri agenti che sono nel territorio. A me risulta che l'ha citato una nota emittente nazionale qualche giorno fa, che all'interno del lab di Cona ci sono degli ex guerriglieri. Quindi tutti prendiamo atto che ci sono degli ex guerriglieri che non sanno in che guerra abbiano combattuto, non sanno se fanno parte dell'ISIS o non parte dell'ISIS. Trascorsi abbiano avuto. Allora, hanno accertato che, ok, io non voglio dire che questi sono venuti qui a fare la guerra, ok, bene. Però vorrei far notare che c'è nel territorio una mancanza di sicurezza. Non possiamo pensare di portare via gente dal territorio, polizia che viene dal territorio per seguire 1500 migranti. Allora io dico, abbiamo quel che è l'esercito che fa servizio di polizia all'estero a tutti gli effetti, perché i nostri militari all'estero fanno servizio di polizia, ok, cosa che in Italia non possono fare, non riesco a capire perché. Allora, facciamo rientrare dalle nostre missioni all'estero tutti i nostri soldati e mettiamo a gestire l'organo di sicurezza del nostro esercito insieme ai carabinieri della polizia, che sicuramente sarebbero in forze minori rispetto ad ora, quindi non togliamo quel che è le forze che servono e mettiamo i nostri militari all'interno delle basi. Credo che hai la stessa idea della ministra della difesa, che io non condivido. Allora io metto l'esercito all'interno delle basi a controllare che il servizio di sicurezza sia garantito, perché una cooperativa all'interno non è in grado di gestirla se dopo queste stesse persone vengono sequestrate per ore all'interno di una base. Io metto l'esercito all'interno della base. Comunque un controllo interno. Chiarissimo. A proposito di sicurezza, dopo eventualmente se volete replicare lo potete fare tranquillamente. C'era un SMS prima dei telespettatori che è arrivato, che era rivolto al nostro esponente delle forze dell'ONU. Diceva, chiedeva, è vero che se un migrante si oppone al fotosegnalamento lo può fare, quindi non c'è modo di... Purtroppo è il paradosso del nostro sistema di controllo. È uno degli esempi proprio calzanti delle carenze del nostro sistema sicurezza italiano. Purtroppo è brutto dirlo e mi rivolgo anche al telespettatore che l'ha chiesto, però è vero. Cioè tecnicamente se mi arriva, faccio un esempio numerico proprio a caso, 1000 persone che sbarcano a Lampedusa, che ormai oggi abbiamo messo solo Lampedusa come esempio di arrivo, e si rifiuta di essere sottoposto all'identificazione mediante fotosegnalamento, il poliziotto italiano, comunque qualsiasi forza dell'ordine lì sul posto, non può fare nulla, perché siamo un paese di burattini.
del punto di vista di sicurezza. Questa persona la pigliamo con volo saldo e la riportiamo a casa sua. Facciamo intervenire anche abbiamo risolto il problema, purtroppo perché noi le leggi le rispettiamo a casa loro e questi le leggi non rispettano a casa nostra. Sentiamo è sempre stato il punto, no? Allora, ad oggi il fotosegnalamento nel momento dei sbarchi raggiunge quasi il 100%, quindi stiamo parlando di una cosa che ad oggi, che qualche anno fa era molto diffusa e che ad oggi non c'è. Io personalmente ho assistito ad uno sbarco e ad una procedura di prima accoglienza a Trapani. Ho trovato del personale, questo penso sia giusto dirle, della polizia assolutissimamente preparato, che sapeva gestire le situazioni, gestire anche psicologicamente l'arrivo di una persona che arriva dopo ore di viaggio con tutti i rischi tutte le problematiche che si citavano prima, che delle volte anche per paura non si rifiutava di sottoporsi alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento. Il personale della polizia scientifica che è agli sbarchi è assolutamente preparato per questo tipo di operazioni, e oggi il fotosegnalamento e l'identificazione è quasi il 100%. Io non sono d'accordo, onorevole, perché l'abbiamo visto anche in televisione che tutti i casi di tensione degli immigrati sia al Brennero che a Ventimiglia era proprio legato al problema del fotosegnalamento, perché loro... me lo dica. Scusi, ma tutto quel popò che è venuto fuori con l'Austria, che volevano fare questi blocchi di CEMU, alcuni dicono muro, comunque erano dei blocchi delle limitazioni. Ovviamente i colleghi che sono al commissariato del Brennero e che alla mattina dovevi andare a controllare sti treni, anche perché l'Austria te li rimanda indietro, perché loro ovviamente gli accordi internazionali ti dicono che ti rimando nel paese da cui il primo paese dove tu hai messo il tuo primo piede, e si arrangiano loro. Quindi tu da dov'è che mi dichiari che sei arrivato? Ah, dall'Italia, perfetto, è roba tua. Di qui c'è qualcuno che ha firmato l'accordo di Dublino quando era al governo, c'è qualcuno che l'ha firmato questo accordo. D'accordo, ma ricordiamo anche che per un esponente, e in questo caso parlo da poliziotto, di sindacalista, la Bossi-Fini funzionava come operatore su strada. Se dopo vogliamo fare un altro disegno, un'altra cosa, però ragazzi, una volta, se tu avevi perso i requisiti di permesso di soggiorno, tu, caro governo, grazie all'introduzione di quella legge, tu mi avevi obbligato questi cittadini ad essere fotosegnalati e muniti di un permesso di soggiorno. Perciò nel momento in cui a te ti cadeva ed io poliziotto ti fermavo su strada e non ce li avevi più, io entro 24 ore te ne andavi. Ti davo il foglio di via? No, perché con la Bossi-Fini andavi via. Te ne andavi via, non foglio di via. Purtroppo bisogna anche... Avevi anche numeri diversi da gestire. Ma sicuramente, però parliamo in termini di efficacia. Io ho detto... Dice uno che non condivideva quella legge. No, possiamo dire dopo giustamente uno la condivide, non la condivide. Io permetto, parlo, adesso non da sindacalista ma da poliziotto, che fosse uno strumento efficace, effettivamente sì, perché... Col fotosegnalamento aspetti una decina di minuti, ti arriva l'esito, sei tu, che dopo ovviamente lui cos'è che non è che ti diceva il nome vero, quindi per quello si fa tante volte il fotosegnalamento. Allora veniva fuori ovviamente un controllo univoco, che quella impronta era associata alla persona, non hai più i requisiti, benissimo, si avviavano le pratiche in velocità, entro 24 ore te ne andavi. E per il poliziotto non te lo ritrovavi più e il giorno dopo sempre su quella strada lì. Questo con la Bossi-Fini? Sì, io parlo per la mia esperienza su strada di quell'evento lì. Purtroppo la Bossi-Fini nessuno c'è ancora. No, ma si parlava, mi ero collegato e chiedo scusa se mi sono dilungato, chiedo scusa a tutti sul fatto del fotosegnalamento. Che è il problema cardine. Certo. Allora, andiamo in pubblicità adesso, così dopo abbiamo un po' più di tempo anche per sentire i telespettatori, ce ne sono alcuni che si sono prenotati per intervenire, ma adesso subito dopo la pubblicità vediamo anche i numeri del 2016 degli arrivi, dei minori non accompagnati e quant'altro, tra poco.